Grazie, un buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito, i saluti del Presidente Zaia ci sono già stati. Per me il ringraziamento di essere qui oggi che mi permette di comprendere come le risorse che mette a disposizione la Regione del Veneto per la crescita di questo lavoro sinergico tra tutte le amministrazioni della Costa Veneta sta iniziando a dare dei risultati importanti e attesi, perché è vero che nel 98 si è iniziato un percorso di stabilizzazione di questo rapporto all'interno di una vera e propria conferenza dei sindaci elettorali, così come prevista nel piano di riordino territoriale. È altrettanto vero che poi metterci qualche risorsa in più aiuta i sindaci a dialogare tra loro. Perché insomma, io ho fatto il sindaco insieme con Flavio e io non ho grandi ricordi di una collaborazione dei sindaci allora. Quindi c'è una maturazione complessiva, e molto probabilmente lo è, perché poi le dinamiche e i problemi che sono emersi oggi non sono i problemi del singolo comune, ma sono quelli di un territorio più vasto, ma credo ci sia anche la consapevolezza che per avere dei risultati bisogna mettersi assieme, bisogna cercare di far sì che le risorse poche che abbiamo a disposizione siano utilizzate al meglio. E una giornata come questa, che io spero possa essere un appuntamento abituale, deve diventare anche una sorta di giornata dell'orgoglio veneto, perché noi siamo la prima regione in Italia, ho detto tra le prime, noi siamo la prima regione in Italia con 72 milioni di presenze turistiche e questo primato delle presenze turistiche lo si raggiunge grazie a questi 10 comuni della conferenza dei sindaci elettorali, perché quasi metà delle presenze turistiche vengono fatte sulla spiaggia. E quindi oggi per la regione è il momento anche di ringraziare i sindaci che hanno lavorato durante questa stagione estiva complicata, da 1000 problemi, all'inizio non si trovava il lavoro, il problema della sicurezza, alla fine il granchio blu, cioè tematiche che ogni anno rischiano comunque di essere nuove e che devono essere affrontate con la consapevolezza e anche col pragmatismo che è tipico dei veneti, e gli operatori economici che continuano a investire all'interno delle nostre città, perché se noi continuiamo ad essere leader a livello nazionale è perché c'è questo forte connubio tra una capacità degli amministratori di dare delle risposte, non sempre in tempi brevissimi e non sempre magari quelle attese, queste fanno parte purtroppo anche della burocrazia italiana, ma dall'altra l'imprenditoria che continua ad investire, che continua a capire che il settore del turismo nella nostra regione è trainante. E non è un caso, ripeto, se continuiamo a fare queste presenze straordinarie che vedranno anche in quest'anno definitivamente post-pandemico confermare il Veneto come leader assoluto a livello nazionale. E su questo la Regione, sul tema che avete oggi posto all'attenzione, sulla strategia dello sviluppo sostenibile, la Regione del Veneto è stata la prima regione nel 2020 ad approvare un documento vero e proprio che si rifà ai 17 goal dell'Agenda 2030 e che parla proprio di strategia per lo sviluppo sostenibile del Veneto. Questo perché riteniamo che sia uno dei modelli di assoluta rilevanza per cercare di mantenere questa leadership, ma questo lo vediamo che sta assolutamente prendendo forma in tante iniziative che sia le amministrazioni comunali sia le amministrazioni sia i privati continuano a mettere questo focus nella sostenibilità. E quindi riteniamo che questo percorso che stiamo facendo assieme con tutti voi, ma che naturalmente poi deve trovare anche una maggiore condivisione, qui poi magari sarà un percorso che vedremo negli anni futuri su quello che dovrà essere la conferenza dei sindaci, se sempre di più anche stazione appaltante, quindi qualcosa che diventi veramente capace di realizzare delle iniziative che poi rimangono nel territorio, al di là di quella oggi, di questi 10 tavoli del pensiero che emergono e che credo sia uno strumento assolutamente utile, in particolar modo per l'assessore Caner, per sviluppare nuove iniziative di carattere promozionale, però credo che ci sia anche il bisogno di fare un passo che è laterale rispetto a quello dei problemi, che è quello di far riconoscere il peso politico di questa conferenza dei sindaci. Il rischio è che siano delle piccole località e che quindi siano dei giganti economici e dei nani politici. E lì c'è bisogno di fare lobby trasversale tra ognuno di voi per cercare di far comprendere in regione e al governo che quello che produce questi 10 comuni a livello nazionale è di assoluta rilevanza e deve essere ritenuto di interesse nazionale e si deve avere l'accortezza e le attenzioni per tutto quello che viene chiesto e viene in qualche modo evidenziato. E concludo perché parlate
di infrastrutture mi ricollego al tema politico. Le infrastrutture sono utili, dobbiamo farle, ma sapete che ogni volta che si fa un'infrastruttura la prima cosa che nasce è il comitato del no. Allora sarà il caso che anche la conferenza dei sindaci in maniera trasversale inizi a pensare ai comitati dei sì, perché il comitato del no vi arriverà addosso prima o poi per fare una piccola strada o una grande arteria che vi porterà al mare, e speriamo in futuro la Regione si sta dotando anche di strumenti nuovi come l'emendamento che è appena passato, che permetterà a CAV in futuro di essere uno strumento per realizzare quei progetti di cui parlava Flavio Maurutto, di progetti di finanza dove non hai più bisogno del privato, ma è la Regione che ha uno strumento per poter realizzare queste cose. Però bisogna essere forti e coesi rispetto ai pochi che ogni volta che si cerca di fare qualcosa di nuovo che serve a far crescere dal punto di vista infrastrutturale la nostra regione, la prima cosa che fanno, un ricorso al TAR, è il comitato del no. Ecco, questo è il Veneto che non vogliamo, e abbiamo bisogno dei sindaci, delle fasce che voi rappresentate, per continuare a crescere bene nel nostro territorio. Grazie.